Un attimo, scusa. 3, 2, 1. Tante richieste sul tema della finanza locale, richieste urgenti e puntuali. Cosa risponde il governo e soprattutto il Ministero delle Finanze? Per quanto riguarda la prima richiesta, e cioè una scelta netta su IMU, TARES, confermo che entro luglio noi faremo la riforma e la sottoporremo all'esame del Parlamento e dei comuni. Per quanto riguarda l'altra richiesta, quella del patto di stabilità, noi dobbiamo lavorare per trovare entro la legge di stabilità una soluzione, penso soprattutto in ordine a due grandi questioni che sono la manutenzione degli immobili pubblici a cominciare dalle scuole e la cura del territorio, il dissesto idrogeologico. Ricordo anche che è già in atto un decreto per pagare debiti arretrati della pubblica amministrazione. Queste mi sembrano le strade prioritarie sulle quali muoverci. Perfetto, grazie.